diplomazia a questo punto appare sempre più stretta. La Francia cerca di mantenere aperta una finestra di dialogo con Mosca. Macron, in una lunga telefonata, come abbiamo detto, è tornato a chiedere a Putin un cessate il fuoco. I nostri corrispondenti in collegamento. Iniziamo da Parigi con Nicoletta Mansione. Sì, i contenuti della telefonata sono stati diffusi con una nota dell'Eliseo poco fa. Primo punto, grande preoccupazione per la situazione nella città di Mariupol e nella regione del Donbass. Si chiede poi che vengano garantite la conclusione delle operazioni dei civili dalla acciaieria nel rispetto del diritto umanitario. Secondo punto, richiama le responsabilità internazionali della Russia in quanto membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dunque mettere fine all'aggressione in Ucraina. E infine Macron ha di nuovo chiesto a Putin un cessate il fuoco e una ripresa dei colloqui di pace. Tutto questo nel rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Da Parigi è tutto. Andiamo a Mosca allora da Sergio Paini. Sergio, cosa ha detto Putin a Macron? Ha detto sostanzialmente che Mosca resta aperta al dialogo con Kiev, anche se gli ucraini, secondo Putin, si sarebbero dimostrati incoerenti e non pronti a negoziati seri. L'Occidente però potrebbe fare molto per migliorare la situazione, secondo Putin, innanzitutto smetterla di mandare armi a Kiev e poi non ignorare più i crimini di guerra, dice, commessi dalle forze armate di Kiev in Donbass. Infine, il problema della sicurezza alimentare globale, un problema, dice Putin, fa notare apposta, che è stato aggravato, che è complicato proprio dalle sanzioni occidentali. Linea Roma. A Strasburgo adesso alla plenaria del Parlamento europeo l'intervento del Presidente del Consiglio Draghi su crisi, Ucraina e futuro dell'Unione. Andiamo in diretta con il nostro inviato Donato Bendicenti. Donato.